Buonasera dalla redazione del TG10. Solo 5 casi positivi segnalati oggi in Calabria dopo l'analisi dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 32.961 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.102, più 5 rispetto a ieri. Quelle negative sono 31.859. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 48 in reparto, 2 in rianimazione, 73 in isolamento domiciliare, 61 guariti, 31 deceduti. A Cosenza 24 in reparto, 1 in rianimazione, 306 in isolamento domiciliare, 89 guariti, 28 deceduti. A Reggio Calabria 24 in reparto, 3 in rianimazione, 138 in isolamento domiciliare, 70 guariti, 16 deceduti. A Crotone 11 in reparto, 67 in isolamento domiciliare, 29 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 56 in isolamento domiciliare, 14 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Un paziente ricoverato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e di Taranto. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati 2 pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.299 così distribuiti. A Cosenza 1.104, a Crotone 1.658, a Catanzaro 1.833, a Vibo Valentia 277, a Reggio Calabria 1.427. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate dal sito della regione sono 16.713. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Caso Villa Torano adesso, ci sono 2 indagati per il momento, l'amministratore e il direttore sanitario. Sentiamo. Massimo Poggi, amministratore, e Luigi Panzini, direttore sanitario, sono 2 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda di Villa Torano, la RSA di Torano Castello, dove si sono verificate alcune morti sospette e più di un centinaio di casi di contagio da coronavirus. L'accusa per loro è quella di epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni in ambito sanitario. L'informazione di garanzia è stata notificata ai 2 indagati dai carabinieri del NAS di Cosenza, che hanno anche provveduto al sequestro di computer e dispositivi di archiviazione esterni. L'indagine, coordinata dal procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo, tenta di fare chiarezza sulla morte di 4 pazienti della RSA e su cosa sia successo all'interno della struttura che si trova nel comune di Torano Castello dall'inizio della pandemia. Adesso vediamo un servizio che riguarda invece l'attività di controllo sulle strade che prosegue su tutto il territorio nazionale per regolare il rispetto dei divieti di spostamento, delle norme di distanziamento sociale per contrastare il contagio da coronavirus. Prosegue il monitoraggio e i controlli dei carabinieri sulle strade cittadine. Qui siamo nel territorio di Rende e sotto la lente dei militari sono finiti gli automobilisti in transito su una delle arterie di collegamento con la città dei Bruzzi. Pattugliamenti per verificare gli spostamenti al tempo del coronavirus. I militari armati di mascherina hanno effettuato dei posti di blocco e ascoltato gli automobilisti per il rispetto delle limitazioni alla circolazione imposti per far rispettare il divieto di spostamenti come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tante le sanzioni inflitte in questo periodo di emergenza sanitaria, centinaia i mezzi controllati e le persone identificate, controlli nel corso dei quali i militari dell'Arma hanno acquisito le autocertificazioni, oggetto poi di ulteriori accertamenti. E adesso andiamo all'Ocri per parlare di sanità e della possibilità, visto che è così importante effettuare lo screening della popolazione, che vengano analizzati i tamponi. Si può dire che è quasi ufficiale. L'ospedale di Locri, attraverso il lavoro del laboratorio di analisi interno, potrà nelle prossime settimane garantire tutte le verifiche sul Covid-19, sia attraverso i tamponi sia attraverso i test sierologici. Per essere chiari, il laboratorio potrà effettuare gli accertamenti su soggetti con sospetto contagio da coronavirus ed evitare che gli esami si facciano a Reggio Calabria, circostanza che ha provocato, come accaduto al pronto soccorso nello scorso fine settimana, assembramenti
spostamenti di persone che in procinto di essere ricoverate per patologie diverse hanno dovuto sottoporsi al test sul Covid-19 e attendere dal laboratorio dell'ASP di via Willermin a Reggio il responso arrivato dopo molte ore. Una situazione che ha suscitato allarme e polemiche, ma che è servita quasi paradossalmente a far scoprire che il laboratorio, dotato di uno strumento consono e di 2 figure professionali esperte, sarebbe stato in grado da subito di svolgere un compito molto importante. La direzione sanitaria dell'ASP di Reggio e quella ospedaliera hanno avanzato dunque richiesta di autorizzazione all'assessorato regionale alla sanità per effettuare i tamponi e di dotazione delle attrezzature necessarie. Richiesta che sarà accolta dall'assessorato, che ha già predisposto l'acquisto di 2 macchinari per test su Covid-19, uno dei quali arriverà appunto all'Ocri. Una stanza del laboratorio di analisi sarà adibita totalmente ai test Covid, mentre i soggetti che dovranno sottoporsi all'esame saranno nell'attesa ospitati in una stanza ampia ed isolata della stanteria. Arriva l'ok da parte del Consiglio regionale alla integrazione fra gli ospedali catanzaresi, ospedale pugliese Ciaccio e Mater Domini, soddisfazione da parte del sindaco Abramo. Sentiamo. L'integrazione ospedaliera fra Pugliese Ciaccio e Mater Domini rappresenta un punto di partenza fondamentale non solo per lo sviluppo della città capoluogo, ma anche una chiave di volta per la salute di un intero territorio. Siamo fiduciosi per l'iter successivo perché la proposta è venuta dal generale Cotticelli, il commissario, che impugnò la precedente legge, quindi noi non pensiamo che oggi voglia impugnare il suo stesso atto. Dopodiché dobbiamo verificare e vigilare sulla redazione del protocollo d'intesa, sulla sottoscrizione del protocollo d'intesa, laddove è importante che chiunque si metta nelle condizioni di dover tutelare le professionalità che ci sono nell'azienda pugliese, che in questo rapporto sembra un po', diciamo, in una posizione di più difficoltà rispetto all'azienda universitaria dove ci sono i cattedratici. E allora noi pensiamo che sono 2 professionalità importanti da tutelare, sia i professori universitari, ma anche i medici ospedalieri che con i numeri e con gli interventi in ospedale hanno acquisito quella professionalità che di solito manca ai cattedratici. Si è posto un tassello importante, anche se i ritardi pesano e non poco su questa approvazione. Sinceramente c'è poco da festeggiare, perché il ritardo di un anno si aggiunge a ritardi di più quinquenni, diciamo, più lustri in passato, di accorpamento e di fusione di queste 2 aziende, si scontra anche in una, diciamo così, poco efficace azione di, diciamo, contrasto a questa pandemia, a questa grave emergenza sanitaria in atto. Soddisfatto per il risultato raggiunto anche il sindaco Sergio Abramo. È il motivo per cui sono soddisfatto oggi che dopo 20 anni finalmente c'è un Consiglio regionale che all'unanimità, grazie anche al Presidente Tallini che l'ha portato immediatamente nella prima seduta utile col bilancio, sia stata approvata questa legge, perché ci serve questa integrazione, ormai l'hanno capito tutti quanti, anche l'università ma anche i medici del Pugliese e tutto il management, diciamo, delle 2 strutture, perché altrimenti rischiamo di perdere le scuole di specializzazione, ma rischiamo di perdere anche il sistema universitario, c'è anche questo rischio. E adesso apriamo la pagina che riguarda invece l'aspetto economico e allora occupiamoci del primo settore, quello dell'agricoltura, che soffre e chiede aiuto. L'agricoltura calabrese chiede aiuto alla Regione, l'appello di Agricoop è un severo monito a mettere in atto provvedimenti straordinari per il comparto, sulla scia di quanto hanno fatto altri governi regionali in questo periodo di straordinaria emergenza. Ormai sono diversi giorni che all'interno della cittadella regionale, tra noi imprenditori del settore agricoltura e tra le associazioni di categoria, corre la voce che il nuovo assessore all'agricoltura, l'onorevole Gallo, vorrebbe annullare il bando di agricoltura biologica 2019 per procedere a un nuovo bando 2020. Ovviamente in barba a noi imprenditori agricoli che abbiamo sostenuto dei costi elevati nell'anno 2019 per produrre in bio. E ovviamente in barba all'invito di Bruxelles
di spendere tutti i fondi del PSR, perché giustamente una stretta di spalle va più che bene per dire non siamo riusciti a recuperare i fondi. Noi non chiediamo a questa regione lo straordinario, come sta accadendo nelle altre regioni italiane, come ad esempio la Sicilia, la regione Sicilia, che stanzia 40 milioni di euro a favore del settore agricoltura. Chiediamo che ci sia garantito l'ordinario e che la Regione Calabria oggi più che mai sostenga noi imprenditori del settore agricoltura, ma non con spot elettorali, ma con interventi seri e veri. Altrimenti sul sito della Regione Calabria, la Calabria che resiste, l'agricoltura che resiste, posteremo le fotografie delle aziende agricole calabresi chiuse. Richieste d'aiuto anche dalla Confcommercio di Catanzaro, servono aperture differenziate per regioni, servono interventi economici a supporto della categoria e anche c'è il rischio usura che incombe. L'allarme parte dalla Confcommercio di Catanzaro, ma può valere per l'intero territorio nazionale e regionale. Il necessario lockdown ha minato il tessuto imprenditoriale e commerciale, in Calabria già di per sé molto fragile, e le misure previste per la fase 2, secondo Confcommercio, qualora non si attuino immediate correzioni, determineranno la chiusura definitiva di molte di loro. Noi chiediamo una riapertura il prima possibile degli esercizi commerciali e in sicurezza naturalmente, e contributi ed indennità a fondo perduto per le aziende stesse. È oltre 40 giorni che stiamo aspettando liquidità per le imprese. Abbiamo chiesto anche a squarciagola, anche con una certa enfasi, abbiamo richiesto che ci siano delle misure urgenti, perché le imprese sono al collasso, soprattutto nei nostri territori, qui in Calabria, nella provincia di Catanzaro, vi sono delle imprese che sono in crisi già per il sistema e per il tessuto economico così fragile. Per il presidente Pietro Falbo sarebbe stata opportuna una differenziazione delle azioni da attuare secondo aree territoriali. Invece, a fronte di misure univoche, non è stato ricevuto dalle imprese alcun indennizzo o aiuto concreto, ivi compresa la cassa integrazione in deroga che spetterebbe ai dipendenti. Tra l'altro la mai avvenuta immissione di liquidità nelle imprese stesse mette nelle condizioni le aziende di ascoltare e forse aderire ai falsi benefattori dell'usura. Questo non ce lo possiamo consentire. La liquidità significa tanto. Anche la Banca d'Italia l'11 aprile ha lanciato un appello alle banche perché si muovano nella maniera più veloce per uniformarsi a quello che sono le norme del governo e quindi per dare ristoro economico alle imprese stesse. Restiamo in tema, andiamo a Castrovillari per una protesta dei commercianti. Ieri sera tutte le attività commerciali a Castrovillari hanno inscenato una forma di protesta silenziosa, accendendo in contemporanea le luci dei propri negozi. È ovvio che non si può puntare il dito contro nessuno, il Covid non l'ha voluto nessuno, sicuro non è responsabilità delle persone. Il problema è che le responsabilità subentrano nel momento in cui le attività dopo tanti mesi di chiusura sono ancora abbandonate a se stessi. Il settore è in piena crisi e vuole risposte certe per la ripartenza. Vanno osservate le predisposizioni che ci sono, ma lo Stato deve anche aiutarci, perché sia una struttura dove posso servire 200 persone una sera, 300 persone e me le riduce al 20%, al 10%, io non posso mantenere quella struttura, non posso mantenere più i miei dipendenti, quindi i costi sono troppi. Il settore è in piena crisi e attende risposte e soluzioni concrete dal governo centrale e da quello regionale. Chiediamo solo un aiuto che ci venga dato o a fondo perduto o in qualsiasi altro modo per fronteggiare questi mesi dove ci impongono una chiusura, quindi una riapertura al 20% delle nostre potenzialità. È ovvio che il fondo perduto sarebbe la cosa più, diciamo che la cosa che ci si aspetta di più, perché ovviamente non è responsabilità mia se oggi sono chiuso, è una responsabilità che uno Stato da padre di famiglia dovrebbe dire: ok, non è la responsabilità di nessuno, ci siamo trovati in tutti in questa situazione qua, noi vi aiutiamo almeno per una parte di questa famosa liquidità. Secondo me dovrebbe essere proprio a fondo perduto, perché ripeto, la responsabilità non è di nessuno.
Ripartiamo insieme il nome di un'iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza e si parla proprio di soldi a fondo perduto. Sentiamo. Si chiama Ripartiamo insieme, il nuovo bando messo in campo dalla Camera di Commercio di Cosenza, che concede fino a 10.000 euro a fondo perduto alle piccole e medie imprese per pagare gli interessi sui prestiti richiesti a causa dell'emergenza in corso, stanziati 3,5 milioni di euro, che potranno arrivare fino a 6, è l'impegno più importante nella storia della Camera di Commercio di Cosenza. Lo Stato dà la garanzia, quindi basta presentarsi in banca chiede il finanziamento, fino a 25.000 euro lo si dà abbastanza veloce, senza burocrazia, e poi in realtà una volta chiesto il finanziamento l'impresa alla sua propria banca può venire da noi e noi gli paghiamo gli interessi. Il procedimento per accedere a questo bando è talmente semplice che può essere spiegato in un solo minuto. Ho un'azienda, devo fare un finanziamento, vado alla mia banca, mi faccio i 50.000 euro ad esempio di finanziamento, in realtà contratto con la banca le commissioni e il tasso di interesse, e qui fate attenzione che le banche non aumentano il tasso di interesse, si fa la contrattazione libera, si sceglie il modo di pagamento mensile, trimestrale, semestrale su questo, e poi si accede a un finanziamento. La banca chiede a Mediocredito Centrale la garanzia che lo Stato li copre fino a 25.000 euro al 100% e poi al 90% fino a 800.000 euro. Una volta deciso, gli viene accreditata la somma di 50.000 euro, se lo fa ad esempio in 5 anni e ci sono 4.000 euro di interesse, basta che a noi in un modo semplice ci porta la copia del contratto, l'ammortamento degli interessi e l'accredito di tale somma, può rivolgersi a una qualunque associazione di categoria o l'ordine dei commercialisti, oppure può farla anche direttamente in online alla Camera di Commercio, questi 3 documenti, e in realtà partecipa al nostro bando. Noi, fatte tutte le procedure che fa un ente pubblico per il controllo, ma in un modo velocissimo, liquidiamo subito i 4.000 euro di interesse che l'impresa poi deve pagare in 5 anni. Quindi in realtà quei 50.000 euro in 5 anni c'ha l'impresto a tasso zero. Proteste da parte delle Camere penali per il processo da remoto. Protesta delle Camere penali italiane contro il processo da remoto. Stato d'agitazione dei penalisti italiani che ritengono che il processo debba essere celebrato con la presenza fisica nelle aule giudiziarie per rispettare i principi dell'oralità e dell'immediatezza. Recentemente il Parlamento ha convertito in legge il decreto Cura Italia e in sede di conversione è stato approvato un emendamento del governo che estende la possibilità di svolgere da remoto la maggior parte dei processi penali. Cosa significa questo? Significa che i protagonisti del processo penale individualmente, isolatamente, da soli nelle loro abitazioni, possono decidere il destino delle persone. Questo preoccupa tutti coloro i quali operano nel settore penalistico, perché si verrebbe a creare un processo che è in aperta violazione con i principi costituzionali e con i principi sovranazionali. È vero che la norma è una norma emergenziale, è prevista sino al 30 di giugno, ma è pur vero che nel nostro Paese le norme emergenziali poi diventano quelle ordinarie. Ciò sarebbe veramente una grande limitazione dei diritti di tutti i cittadini, di tutti coloro i quali dovessero essere coinvolti all'interno di un processo penale, laddove proprio le regole costituzionali del giusto processo, che sono la oralità, il contraddittorio tra le parti, la immediatezza nell'assunzione dei mezzi di prova, la pubblicità dell'udienza, tutte queste regole di democrazia del processo verrebbero ad essere fortemente violate. È chiaro che ci rendiamo conto che bisogna fare i conti con la innovazione tecnologica, ma la innovazione tecnologica deve portare risultati positivi nello svolgimento del lavoro e non produrre una limitazione dei diritti. È chiaro che è giusto smaterializzare le carte del processo, ma non si può smaterializzare, non si possono smaterializzare le persone. Il processo penale è un processo ad un uomo e come tale va vissuto nelle aule di giustizia, dove percepire tutte le emozioni anche che un processo può trasmettere, sulla cui base emettere delle decisioni che tengano conto di un processo che sia legale, democratico
e principalmente di un processo che osservi con grande fermezza i principi costituzionali previsti in articolo 111 del giusto processo. Adesso vediamo anche questo mese l'iniziativa della consegna delle pensioni alle persone che non hanno voluto o potuto recarsi negli uffici postali grazie all'ausilio dei carabinieri. Buongiorno, prego, buongiorno, tutto a posto? Tutto ok? Allora, firmate qua. Loro sono Caterina e Raffaele, hanno 83 e 90 anni, hanno delegato i carabinieri per ritirare la loro pensione alla posta. In questo periodo di emergenza sanitaria le persone anziane più fragili evitano così di fare lunghe code negli uffici postali. È una convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane. In questo momento di emergenza noi andiamo a ritirare le pensioni per conto degli anziani ultra 75 anni e poi le portiamo a casa regalandogli 2 minuti di compagnia e un sorriso. Sul territorio di Rende sono 6 i pensionati che hanno delegato l'Arma al ritiro della pensione. Questa mattina la consegna a domicilio. Noi ogni mese andiamo a prendere le deleghe e le portiamo alla posta dove ci vengono rilasciate appunto le pensioni e le portiamo a casa. Caterina e Raffaele, insieme da 53 anni, da oltre un mese non escono da casa. Non hanno figli, per la spesa ci hanno pensato alcuni nipoti. Noi siamo dal 1° marzo, che era domenica, siamo entrati e non siamo usciti più. Io mi avevo fatto una bella spesa, sa guaglione, però noi poi tanti mangiano non ci potevamo stare, teniamo poca pasta, un altro nipote mi ha portato un po' di pasta, facciamo pasta a mezzogiorno e pasta la sera, a sera pastina, a mezzogiorno pasta in bianco, però noi la mangiavamo pure prima in bianco, io già hanno infartuato. Noi ringraziamo la storia, all'Arma dei Carabinieri, a tutti quanti. Bravi, giovani, un maresciallo ancora il più bravo di tutti, ragazzi bravi, non solo questi che sono proteggiati, ma pure tutti. Avranno poco rispetto, non solo mo che ne portano la pensione alla casa, pure quando non ce la portano. Una buona quarantena a questa coppia, a tutti gli anziani che in questo momento resistono nelle case in questo momento di difficoltà. Adesso un servizio di cronaca che riguarda invece l'avviso di conclusione delle indagini per l'ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott. L'accusa è di gravi e ripetuti illeciti commessi nel tempo per l'ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, e l'imprenditore Vincenzo Renda, gli avvisi di conclusione indagini notificati dalla Guardia di Finanza in carcere, entrambi arrestati con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. I provvedimenti notificati oggi, emessi dalla Procura di Vibo Valentia, riguardano una nuova inchiesta in cui l'ex primo cittadino risulta indagato per tentata concussione e abuso d'ufficio. L'atto notificato dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziario rappresenta l'epilogo delle indagini della procura e scaturisce da una denuncia presentata da un imprenditore di Pizzo al quale l'ex sindaco nel corso degli anni avrebbe con indebite pressioni impedito il legittimo sfruttamento di una concessione demaniale relativa ad un'area di spiaggia situata in località Savelli. Dalle attività investigative sta appurata anche la capacità di Callipo di compiere in prima persona atti o di condizionare l'operato dell'ente locale al fine di ricevere utilità. Nuovi guai giudiziari dunque per Gianluca Callipo, che si trova in carcere dal dicembre scorso. Il giovane amministratore, nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E nuovi guai anche per il giudice Marco Petrini, che torna in carcere. Nuovo arresto per l'ex presidente della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ed ex presidente della Commissione Provinciale Tributaria Marco Petrini, indagato per corruzione in atti giudiziari. Dopo aver iniziato a collaborare con i magistrati di Salerno, Petrini era passato dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora. Stava rientrando alla Lamezia Terme, ma questa mattina per l'ex giudice sono scattate nuovamente le manette ed è stato trasferito in carcere. L'accusa, secondo quanto si è preso, è di inquinamento probatorio. La misura è stata eseguita dalla Guardia
Guardia di Finanza. I militari hanno proceduto ad una serie di perquisizioni collegate ad un nuovo filone dell'inchiesta. Petrini, lo ricordiamo, era finito in manette il 15 gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta Genesis. Secondo le accuse avrebbe aggiustato procedimenti giudiziari in cambio di denaro e altri doni di vario genere. Dopo il suo arresto, l'ex togato aveva iniziato a collaborare con i magistrati inquirenti campani, ammettendo le proprie responsabilità e svelando una serie di altri episodi corruttivi, aprendo nuovi scenari nell'inchiesta della DDA di Salerno sulla corruzione nel Palazzo di Giustizia del capoluogo calabrese. Nei giorni scorsi il Tribunale di Salerno ha fissato per il prossimo 9 giugno l'udienza per il giudizio immediato per l'ex magistrato e altri coimputati nel procedimento. Adesso Petrini è finito nuovamente in carcere per inquinamento delle prove. I suoi legali hanno annunciato che faranno appello dopo la nuova misura cautelare. Vediamo adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Correnti occidentali convogliate da una perturbazione presente sull'Europa centrale, in movimento verso est, apporteranno sulla nostra regione piogge sparse nella giornata odierna, in particolare sui versanti tirrenici. Si tratta in ogni caso di modesto peggioramento del tempo che si rivelerà rapido, esaurendosi già dalla giornata odierna. Domani nubi sparse sui litorali e versanti tirrenici ma senza fenomeni significativi. Altrove sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte del tutto innocue. Temperature stazionarie o in lieve aumento sui versanti tirrenici e zone interne, dove comunque saranno nelle medie del periodo. Stazionarie o in lieve diminuzione invece su quelli ionici. Passiamo a mari e venti. Domani mossi il Mar Tirreno e il Golfo di Taranto e il Golfo di Squillace, poco mossi gli altri mari. Venti ancora da ovest, deboli o al più moderati sul Tirreno, moderati a tratti forti su golfi di Corigliano e Squillace. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.